Di nuovo buongiorno a tutti voi, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura un nuovo appello del Presidente della Regione Fedriga a cambiare l'approccio verso la pandemia. Questo virus va trattato come un'influenza, restando a casa e isolandosi dagli altri, ha detto questa mattina. E in riferimento alle anticipazioni sul nuovo DPCM, spero che non siano vere, ha detto alcune anticipazioni secondo le quali chi non ha il Green Pass può entrare al supermercato ma non può acquistare certi prodotti. Mi sembra un accanimento senza senso. Sentiamo. Oggi si chiuderà finalmente questa partita del nuovo DPCM con le nuove regole. Cosa avete già avviato interlocuzioni col governo? Vi aspettate una risposta oggi? Vi aspettate anche una richiesta a una nuova revisione dei colori? Insomma, anche perché da lunedì il Friuli Venezia Giulia sarà in arancione. In arancione non cambierà nulla per i vaccinati rispetto alla zona bianca, non rispetto alla zona gialla. Per quanto riguarda il nuovo DPCM, non siamo a conoscenza ancora se non da notizie di stampa. È chiaro che se nel DPCM spero che venga utilizzato il buon senso come è sempre stato utilizzato. Ecco, leggere anteprime di stampa dove si può accedere, non so, ai supermercati anche per chi non ha il Green Pass, ma non si possono acquistare determinati tipi di prodotti, mi trovo profondamente contrario. Una cosa è fare scelte che tutelino la salute, altra cosa è fare scelte che invece appaiono come un accanimento e non ha senso in questo momento, perché altrimenti mi domando perché queste persone possono acquistare su l'online e Amazon, non ha senso. Mi auguro che anche in questo caso venga utilizzato il buon senso. Per quanto riguarda la revisione dei parametri delle zone, io penso che alcune zone, soprattutto la gialla e l'arancione, sono da eliminare perché sono state superate dai decreti che nel mentre sono stati messi in campo, ma dico di più. Penso che dobbiamo cambiare modo di approcciare la pandemia. Oggi siamo di fronte a una popolazione vaccinata molto numerosa, in Friuli Venezia Giulia siamo ormai a quasi l'87% di chi si può vaccinare vaccinato e in Italia addirittura a qualche punto superiore. Abbiamo una variante che ha dei numeri di contagio enormi per il quale il tracciamento e i tamponi sono tecnicamente impossibili e bisogna confrontarsi con questo. Abbiamo una variante che sul vaccinato fortunatamente sta dando minore gravità. In questo momento noi dobbiamo pensare che per il vaccinato il contagio si debba trattare come un'influenza. Deve ovviamente stare a casa, deve ovviamente non contagiare gli altri, ma non possiamo pensare di mettere in isolamento a centinaia di migliaia di cittadini italiani al giorno. Gli strumenti per affrontare una pandemia che cambia devono cambiare insieme alla pandemia, non possiamo pensare di affrontare come facevamo 2 anni fa. Andiamo a tutelare i sintomatici, andiamo a dare risposte il più possibile per proteggere gli ospedali, ma non mettiamo sotto stress un sistema per raggiungere degli obiettivi impossibili. In attesa delle FFP2 promesse dal governo per le scuole, da lunedì prossimo il Comune di Pordenone fornirà ai 4 istituti comprensivi 6.000 mascherine per andare incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie. Se servisse è previsto un altro lotto. Le mascherine FFP2, fondamentali per gli studenti, sono sempre più difficili da trovare, così, in attesa che arrivino quelle promesse dal governo, il Comune di Pordenone è sceso in campo con uno stock per le scuole cittadine. Attraverso la segnalazione della consigliera Lidia Domede abbiamo appurato che le scuole avevano una fortissima carenza di FFP2 che devono utilizzate in determinate circostanze, soprattutto per chi usa il trasporto scolastico, ma anche nel caso di focolai di Covid. Dato che le mascherine del governo ancora non sono arrivate, siamo intervenuti immediatamente acquistando un primo lotto da 6.000 mascherine che daremo ai dirigenti scolastici dei 4 istituti comprensivi che utilizzeranno come meglio ritengono, con 2 funzioni. Una, quella di poter dare la continuità didattica, e il secondo di aiutare magari quei ragazzi che i dirigenti conoscono, appartenenti a famiglie fragili, deboli, in condizioni economiche in difficoltà, e quindi cercare di mitigare l'impatto del costo delle mascherine, che è elevatissimo, perché se uno dovesse rispettare le regole di cambiarla ogni 8 ore o di cambiarla una volta al giorno, se ha 2 figli fa 2 conti e già capisce quanto deve spendere al mese. L'arrivo delle mascherine è atteso a inizio settimana prossima. Lunedì noi avremo il primo approvvigionamento, quindi lunedì forniremo le prime 6.000 mascherine, 1.500 per ogni istituto comprensivo. Dopodiché, in base al loro utilizzo, se non arrivano quelle del governo, siamo già pronti in settimana a fornire un secondo lotto di altre 6.000. Ennesimo grido d'allarme di Confindustria Udine su Porto Nogaro, scalo marittimo fondamentale per l'industria friulana, ma perennemente afflitto da limitazioni che ne danneggiano l'operatività.
Da più di 2 anni il sequestro di una piccola porzione del canale in prossimità dello sbocco in mare limita fortemente l'attività di Porto Nogaro. Così si perde 1 milione di tonnellate all'anno di merce da movimentare a fronte di un volume di traffico di 1.400.000 tonnellate, il che comporta danni economici non solo per le industrie che sono utenti dello scalo, ma per l'intero indotto, dalle case di spedizione agli agenti marittimi, passando per le attività commerciali. Di fatto l'intera economia della Bassa Friulana. A lanciare l'allarme Confindustria Udine, la quale sottolinea come Porto Nogaro sia l'unico scalo portuale della provincia di Udine fondamentale per i traffici delle industrie friulane ed ora a rischio abbandono. Al momento, spiega l'Associazione degli Industriali, per effetto dell'incagliamento di una nave in prossimità dello sbocco a mare nel febbraio del 2019, vige un'ordinanza che limita a meno 5,5 metri il pescaggio. Ciò impedisce l'ingresso delle navi più comuni ed efficienti nei trasporti e gli operatori sono costretti a dirottare le navi su altri scali, soluzione non sempre praticabile e comunque antieconomica. Confindustria fa sapere che il ripristino dei fondali nel tratto oggetto di incagliamento potrà essere attuato solo dopo il dissequestro da parte della Procura della Repubblica di Gorizia. Solo in seguito la Regione potrà completare i dragaggi per ripristinare le ottimali condizioni di pescaggio e quindi revocare l'ordinanza che limita l'ingresso delle navi. La Regione ha stimato 90 giorni di tempo per l'iter autorizzativo ed altrettanti per l'esecuzione dei lavori, ma occorre prima il semaforo verde dell'autorità giudiziaria, sottolineano da Palazzo Torriani, aggiungendo: l'economia e l'industria non possono più aspettare. È in programma nel fine settimana la demolizione del vecchio cavalcavia del nodo di Portogruaro. Una settimana esatta dall'apertura alla circolazione del nuovo cavalcavia, l'asse strategico viario, la confluenza tra la A4 e la A28 sarà interessato da un altro importante intervento notturno. I lavori saranno effettuati con la chiusura al traffico di alcuni tratti della A4. A partire dalle 20 di sabato fino alle 9 di domenica sarà chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e la Tisana verso Trieste e il tratto la Tisana nodo di Portogruaro verso Venezia. Chi proviene da Venezia dovrà uscire a San Stino e potrà riprendere la A4 alla Tisana. Chi arriva da Conegliano sulla A28 verso Trieste dovrà uscire dallo svincolo di Portogruaro, percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare sulla A4 allo svincolo di La Tisana. Infine chi proviene da Trieste dovrà uscire alla Tisana e rientrare allo svincolo di Portogruaro. Cade da un'impalcatura in un'azienda agricola a San Floriano del Collio, a poca distanza dal confine con la Slovenia. Vittima dell'infortunio sul lavoro un operaio che è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara in condizioni serie. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita, è rimasto sempre vigile durante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia della questura di Gorizia e i vigili del fuoco del capoluogo isontino. Ladri a Rivignano Teor hanno approfittato dell'assenza di una famiglia e dopo aver forzato una finestra sul retro di casa si sono introdotti nell'appartamento, frugando ovunque, riuscendo a rubare monili in oro e preziosi per diverse migliaia di euro. Un colpo che è stato messo a segno durante il giorno. Al rientro dei proprietari è scattata subito una chiamata al 112. A Campoformido sono quasi giunti al termine i lavori per l'abbattimento del cedro secolare, una potatura complessa nella piazza del comune che è partita ieri e della grande pianta questa mattina era rimasto solamente il tronco da eliminare. Le operazioni sono incluse nei lavori previsti per la realizzazione della rotonda tra la statale 13 e via Basaldella, via D'Amicis e via Mazzini. Prima di decidere per l'abbattimento dell'albero, il cedro è stato oggetto di analisi da parte del tecnico specialista degli alberi monumentali Andrea Maroè, che aveva evidenziato come a causa di cattive potature del passato fosse stata rovinata l'estetica della chioma. Non ha poi aiutato nemmeno l'installazione di una centralina del metano in corrispondenza delle radici e quindi l'albero non è potuto rientrare tra quelli monumentali. Nonostante quindi il prodigarsi dell'amministrazione guidata dal sindaco Erika Zuliani, la raccolta di firme per scongiurare l'abbattimento, l'albero si è dovuto dunque abbattere. Al via a Cussignacco i lavori di messa in sicurezza degli argini della roggia di Palma e anche per la sostituzione delle barriere stradali.
Sono partiti in via Veneto a Cussignaco i lavori di messa in sicurezza delle barriere stradali lungo la Roggia di Palma. In alcuni tratti la loro sostituzione è difficoltosa perché il terreno sottostante è stato eroso dall'acqua e sta franando. Pertanto è necessario predisporre un intervento all'interno del letto della roggia. Abbiamo pensato di rafforzare completamente gli argini con dei pali in legno che praticamente vengono piantati all'interno, dopo viene riportato la terra consolidata e ripartiamo con le barriere che sono dall'inizio di via Veneto fino ad arrivare a via Este, anche per una questione sia naturalistica, perché così l'argine viene finalmente rafforzato dopo 30-40 anni che non è mai stato fatto nessun intervento, sia anche da un punto di vista estetico e di decoro. In certi tratti addirittura sta franando anche la barriera, che se qualcuno ad esempio va a contatto cade nella roggia. L'educandato statale Uccellis ha ottenuto l'autorizzazione per ampliare la sua offerta formativa con il Liceo Quadriennale delle Scienze Umane, che vede il potenziamento dell'inglese, ma non solo. L'Open Day il 25 gennaio. Vediamo. Si apre la possibilità per gli studenti dell'educandato statale Collegio Uccellis di concludere il percorso liceale un anno prima, allineandosi alla maggior parte dei paesi europei, con un percorso quadriennale che potrà contare sulla consolidata didattica laboratoriale già attiva in tutti i licei presenti all'Uccellis. Una bella soddisfazione per il dirigente scolastico Anna Maria Zilli, pronta a raccogliere anche questa nuova sfida in linea con l'apertura internazionale che da sempre caratterizza l'istituto e la sua utenza. È un progetto sperimentale, innovativo, che con settembre del prossimo anno accoglierà i nuovi iscritti. Si tratta del percorso di liceo quadriennale e l'indirizzo è il Liceo delle Scienze Umane. Perché abbiamo raccolto questa possibilità? Perché crediamo importante formare i formatori e dare la possibilità ai ragazzi che si impegnano e sono motivati di raggiungere prima il traguardo di un diploma che comunque è valido a tutti gli effetti, che il Ministero riconosce per le iscrizioni a qualsiasi facoltà universitaria oppure l'inserimento in contesti lavorativi. Le iscrizioni scadono il 28, quindi ci sono ancora alcuni giorni per approfondire questa possibilità e appunto segnalarsi ed iscriversi. Tra poco vi ricordo c'è a voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.